Buongiorno a tutti e benvenuti alla web TV di Esplora e Ama, la web TV che trasmette qui dalla Record Space di Citafiera. E oggi iniziamo un percorso bello, interessante, dedicato alla valorizzazione del territorio del Friuli Venezia Giulia. Come potete vedere, in collegamento con me direttamente sul posto e da dei territori meravigliosi ci sono Romano Paludniak. Buongiorno Romano. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno Elbrick. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, non a caso loro sono presenti qui. Innanzitutto Romano abbiamo già avuto modo di conoscerlo approfonditamente nella prima puntata di presentazione della sua persona, perché lui è istruttore di scuola italiana di camminata sportiva e di cicloturismo, ma è anche accompagnatore ufficiale del Cammino Celeste e non solo del Cammino Celeste. E questo gli dà comunque la possibilità di poterci guidare in questo percorso per conoscere i posti più belli, più nascosti e più emozionanti del Friuli. E poi abbiamo Elbrick Bros, che è una guida turistica, tra l'altro lei è di origini olandesi e quindi è friulana di adozione, vero Elbrick? Esatto. Ma non solo, perché lei, pur essendo olandese e parlando ben, se ho capito bene, 5 lingue, mi sembra di aver capito. Diciamo 4, ne ho studiato 5. Ecco, 4 lingue. Però ne parla 4, perché la quinta non uso quasi mai, che sarebbe il francese, e non mi capita mai di doverlo parlare. Comunque, diciamo che parla fluentemente bene 4 lingue. E lei fa una cosa molto bella, perché lei, che è di origine olandese, è venuta a stare in Friuli, e dopo ci parlerà anche un pochino di lei promuove il Friuli Venezia Giulia, innanzitutto attraverso il suo sito, che è Explore Friuli, e promuove il Friuli anche con degli articoli nelle riviste e nelle pubblicazioni olandesi, quindi lei più ancora forse dei friulani è promotrice del Friuli e della sua terra. Quindi noi partiamo con questa, giusto Elbrick? Sì, giusto così. Io sono una guida turistica da 4 anni, dal 2016, e lavoro in tutto il territorio Friuli Venezia Giulia. Ho il mio sito che si chiama infatti Explore Friuli, poi se vai dentro il sito ovviamente c'è scritto anche Friuli Venezia Giulia, ma volevo tenerlo breve, altrimenti diventava troppo lungo per gli stranieri da memorizzare, perché è un nome veramente lungo per una regione. E oltre a fare il lavoro da guida, diciamo nei tempi morti, in inverno, scrivo articoli per vari giornali olandesi e vari siti olandesi sul turismo in Friuli Venezia Giulia, quindi cosa c'è da visitare, ma non solo. Parlo per esempio dei paesi come Venzone, Cividale, Udine, ma anche di certe curiosità. Ho scritto un articolo sugli orologi di Pesaris, sulle barbatelle di Rauscedo. Adesso sta per uscire un articolo sui coltelli di Magnago. Insomma, do una bella promozione a questa bellissima regione che mi ha adottato già da 23 anni fa. Ecco, io adesso però vi chiederei nel dettaglio, passerai a Romano, perché sarai proprio tu che tra l'altro hai avuto anche l'idea di creare questo percorso, questo libro a puntate che noi potremmo vedere e ammirare, che ci condurrà nei posti più belli del Friuli, vero Romano? Sì, esattamente. Io cito una frase di Confucio che dice: se tutte le vie portano lontano, se non sai dove andare ogni strada è buona. Però è meglio sapere quale strada facciamo, no? E quindi abbiamo anche la fortuna di vivere in Friuli, dove ci sono parecchi percorsi, come avete visto anche prima, tabellati bene, tipo l'Alpe Adria Trail, il Cammino Celeste, oppure in bici il B-Mobis, che è anche trasfoltariero, che noi siamo vicini anche a Sovegna, qua a Cividale del Friuli. Vivo in un mondo qua, in un paesaggio pazzesco, molto bello, sempreverde, e quindi il bello è camminare oppure andare in bici. Quindi invito tutti a venire con noi. Ecco, scusami se ti interrompo, io vedo che tu sei tra l'altro in un posto verde, tu sei nelle zone di Cividale, da quelle parti lì? Io sono nella periferia di Cividale del Friuli,
quella più a est, dove c'è Purgessimo, la frazione di Purgessimo, sotto Castelmonte. È una zona molto, molto ampia con parecchi percorsi. Qui ho mappato anche un percorso che parte da Cividale, che è lungo 10 km ad anello sempre, che si può quindi camminare tranquillamente, come vedete, in posti sicuri. E qua mi trovo esattamente sulla sponda del Natisone, che scorre proprio qua sotto. Mi trovo a Purgessimo, che è sotto Castelmonte. Alle mie spalle infatti si vede Castelmonte e alcune montagne, no? Io sono sul percorso che ho mappato, che è di un anello da 10 km che parte da Cividale del Friuli, arriva fino a Purgessimo e ritorna totalmente sicuro, visto che sono stradine dove passano solo ciclopedonali, no? E sono esattamente sulla sponda del Natisone, quindi anche qua c'è un altro anello già tabellato, anello sud del Natisone. Oppure percorso Mibomis in bici, che sono tutti percorsi tabellati. Che tu cosa intendi per percorsi tabellati che si possono percorrere in bici piuttosto che a piedi, sono dei percorsi predefiniti, quello intendi? Adesso faccio 2 passi, ti faccio vedere, perché andando avanti si trovano delle tabelle. Dai, così lo vediamo. E quindi si possono incontrare delle tabelle dove ti dice dove sei, quanti chilometri mancano al prossimo punto. E adesso qua trovo 2 tabelle che sono quelle del Cammino Celeste e l'Alpe Adria Trail, che in questo tratto, quindi da Castelmonte fino a Cividale del Friuli in centro, coincidono. Vedi? Ah, ecco la prima tabella che si vede. Ecco, vediamo se è perfetto. Così. Cammino 3 Celeste. chilometri, mi trovo a 3 chilometri da Cividale. Inconfondibile. Ecco, invece la Elbrick dove si trova? Elbrick, tu dove ti trovi? Ciao, io mi trovo a Martignacco, mi trovo a Martignacco, nel comune di Martignacco, vicino a Udine, dove vivo da 15 anni e sto facendo un bellissimo percorso che si chiama La Chaminade, che è un percorso di 5 km che parte proprio dal centro di Martignacco, dalla piazza Vittorio Veneto, ed è dedicato, è un'iniziativa del comune di Martignacco che nel 2016 ha voluto inaugurare questo sentiero che passa per i campi, per il bosco, per rientrare proprio in paese, che in friulano si dice la Chaminade, la camminata del cuore, perché è un percorso che diciamo è stato voluto da un cardiologo, un certo Giorgio Feruglio, che nasce a Martignacco nel 1926, fu cardiologo primario del reparto di cardiologia dell'ospedale di Udine e il suo desiderio era di creare un percorso perché fa bene al cuore, quindi il cuore, no, il nostro muscolo più importante, dobbiamo curarlo, dobbiamo fare movimento, dobbiamo mangiare bene, dobbiamo non bere troppo, dobbiamo fare attività fisica, tutte queste cose, e quindi lungo il percorso ci sono vari tabelli che parlano di come mantenersi in forma, di come vivere sano, e oltre a questi consigli ci sono anche delle bellissime poesie in lingua friulana che ti accompagnano durante il percorso. Poi la cosa bella è che molto particolare. È un percorso particolare, adesso ti faccio vedere, si chiama così, la Chaminade, con la piantina, no, del percorso, e in questo caso c'è una bella poesia in lingua friulana, no? La nostra, non dialetto, ma proprio lingua ufficiale che io capisco, ma purtroppo non lo parlo. Sei molto brava, perché mi permetto di dirlo perché da una che comunque viene una persona che viene dall'Olanda, è bravissima, complimenti, vero Romano? Abbiamo veramente un'invitata molto brava. Un po' perché ho amici che parlano il friulano e un po' perché per lavoro, quindi diciamo che lo capisco abbastanza bene, ma le lingue sono la mia passione, la lingua e la storia. Si vede. Io ho scelto una partner. Anche a Martignacco abbiamo dei posti meravigliosi. Io stessa che sono qui e lavoro qua vicino non sapevo di questa
bellissima iniziativa del comune di Martignacco e devo dire che è veramente un piacere grandissimo vedere che c'è questo. Scusa Romano, ti ho interrotto perché tu adesso stavi parlando della tua compagna di avventure, di Elbri, che mi stavi dicendo Sì. che l'hai scelta positivamente, giusto? Perché è in sintonia con te? L'ho scelta esattamente, perché riesce a trasmettere, tra l'altro in più lingue, adesso dovrà imparare bene anche il friulano, quindi è un'altra lingua, perché comunque veramente riesce a cogliere tutte le particolarità che si incontrano lungo il percorso, che spesso andiamo anche a mappare ex novo, quindi è una scoperta ogni volta di questi percorsi, quindi invito tutti a venire a seguirci, perché sarà una scoperta oppure riscoperta di qualcosa che già si conosce, però magari è lì sotto il nostro naso e non la vediamo, no? Quindi sì, ho scelto una partner per questo viaggio molto brava e simpatica, che appunto, perché una guida turistica riesce sempre a dare quel valore aggiunto che ci vuole, no? Quando si cammina o si pedala. Ecco, io ho scelto due inviati molto bravi, preparati e simpatici e quindi faremo insieme, inizieremo questo viaggio alla scoperta delle bellezze del Friuli Venezia Giulia, del territorio, dove voi ci porterete, nei luoghi che voi sceglierete e dei quali ci parlerete. Tra l'altro noi non parleremo solamente di luoghi, ma parleremo anche di enogastronomia, perché a seconda dei posti nei quali andremo, voi vi soffermerete nella frasca, vi soffermerete nell'azienda agricola, conosceremo i nostri produttori locali, li vedremo all'opera, ci proporranno le loro cose. Quindi saranno dei contatti, delle trasmissioni molto belle, soprattutto molto ricche di tante cose, per conoscere sempre cose più interessanti e più importanti del nostro Friuli Venezia Giulia, vero ragazzi? Esatto, esatto. La cosa bella è che si può abbinare il cammino, quindi la parte sportiva, alla cultura. Quindi a me piace poi raccontare, ovviamente, lungo il percorso ci sono magari dei siti interessanti, come possono essere i castelli o come i mulini, o dei personaggi che hanno vissuto, per esempio in questo caso a Martignacco, che è un paese magari non molto conosciuto, però per la storia ci sono dei personaggi che hanno vissuto qua, che hanno fatto storia, per esempio re Vittorio Emanuele il terzo per 2 anni visse a Martignacco durante la Grande Guerra, o per esempio qua vicino abbiamo il castello, bellissimo castello di Vilalta, dove visse il Lucio dell'attore, questo conte che è diventato famoso soprattutto per le sue crudeltà. O per esempio qua vicino abbiamo il castello di Brazzacco della famiglia Savorgnan di Brazzacco, che è un castello che è un rudere, però un castello con una storia molto significativa, e dove per esempio alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, visse una signora americana, una certa Cora Slocum, che per la comunità di Martignacco e le comunità, i paesi intorno, fece tante cose per le signore, per le contadine di questo posto, perché dava la possibilità, creando diciamo un laboratorio, una scuola per imparare a fare i merletti, dava una possibilità poi a queste signore di imparare un mestiere. Poi fu la creatrice dei primi biscotti Delser, questa signora americana, che visse qua a Brazzacco, a 2 chilometri da Martignacco. Quindi anche un paese piccolo come Martignacco, oltre ai bellissimi sentieri e le passeggiate che si possono fare, ci sono anche tante cose interessanti da raccontare. Ecco, quindi io direi che dalla prossima settimana, che partirà ufficialmente la nostra rubrica, ce ne sarà tanto da dire, tanto da raccontare. Romano, di cosa parleremo e dove andrete la prossima settimana? Cosa farete? Allora, Avete già in mente qualcosa? Certo, sì, è tutto già programmato. Bisogna E vedere quindi se possiamo spostare. Non di come impreparati, vedo. allora, per il momento siamo ognuno nel proprio comune, no? Quindi abbiamo scelto questi 2 comuni Ovviamente, certo. dove abitiamo, no? Quindi io sono a Cividale del Friuli e Elbrick è a Martignacco, che è dove sta anche Città Fiera, no? Quindi a pochi passi dalla sede, no? Da dove vengono Dalla sede trasmessi. TV. Esatto. Esplora e ama, no? Queste 2 parole Esplora e magiche ama.
vi dico sempre hashtag esplora e ama, seguiteci. Prossima settimana possiamo svelare, perché Elbrick racconta troppe cose e io vi dico poco, perché dico seguiteci, oppure ogni tanto pubblicheremo qualche foto così per incuriosire, ma andremo penso nella zona di Fornalis, altra bella zona collinare a sud di Cividale del Friuli, dove c'è un'azienda molto interessante che produce anche il biologico. So, Ecco, quindi inizieremo anche il nostro... No, è un segreto. La prossima settimana dovete seguirci perché avremo un'azienda che fa prodotti biologici, che presenterà i suoi prodotti e che comunque ci farà conoscere, si farà conoscere a tutti i nostri ascoltatori. Aggiungo una cosa, lì è stato mappato da me un percorso che tocca il cuore, che è quello di Giulietta e Romeo in Friuli, e che, visto che Elbrick parlava del cuore della Ciaminada lì a Martignaco, quindi questi due anelli, questi due percorsi in due comuni diversi sono collegati da un fil rouge che è appunto il cuore, che quindi lo scopriremo cammin facendo. Perfetto, allora io vi ringrazio. Posso aggiungere una cosa? Certo, certamente. Io dico sempre che sono venuta qua in Friuli per motivi di cuore, per fortuna non cardiologici, perché ho seguito mio marito che appunto è friulano, e per questo motivo sono venuta qua nel lontano 97. Ecco. Brava, sei stata molto brava. Mi sono innamorata subito del mio marito e anche di questo bellissimo territorio che ha tantissimo da offrire e da scoprire. E infatti si vede, perché si vede la passione e l'amore con le quali trasmetti proprio il fatto che ti piace il Friuli, che ti piace questa terra e come la promuovi. Allora, io vi do appuntamento, saluto Romano tantissimo, saluto Elbrick e do a tutti voi l'appuntamento alla prossima settimana con queste belle sorprese e con questi collegamenti che faremo nei più bei territori del Friuli Venezia Giulia, anzi mi correggo, nei territori del Friuli Venezia Giulia, perché il Friuli Venezia Giulia è tutto bello. Vi invito a mettere il like alla nostra pagina pagina Facebook di Esplora e Ama. Un grandissimo saluto a tutti voi dalla web TV di Esplora e Ama, qui dalla Record Space di Città Fiera. Alla prossima. Ciao ragazzi, grazie. Ciao. Vi saluto con alle spalle il Monte Mataiur, che è l'inizio delle Prealpi alle Alpi. Ciao a tutti. Ciao, grazie a tutti. Ciao.